Siamo a Sestri, nei pressi del Ponte Pestella sul torrente Petronio. Il ponte sarà chiuso oggi al traffico veicolare per una serie di accertamenti che dovranno essere fatti sul pilone centrale. Questo intervento rientra in una serie più ampia di monitoraggio dei ponti e delle passerelle sestresi. Abbiamo intensificato e velocizzato quelle che sono le verifiche ordinarie annuali che facciamo sui ponti attraverso verifiche straordinarie anche con l'ausilio di ingegneri strutturisti. La situazione generale sulla maggior parte dei ponti è una situazione tranquillizzante senza particolari evidenze. Ci sono 3 situazioni particolari invece che richiedono degli interventi che faremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e pertanto abbiamo scelto di attuare la chiusura in particolare al traffico veicolare di alcuni di questi. Cosiddetto Ponte della Pestella, quello che poi permette di andare a Casarza o di ritornare verso Sestri, che ha bisogno di una stabilizzazione di un pilone in particolare che attueremo nelle prossime settimane, un ponte che già si chiude quando ci sono episodi di allerta arancione, quindi è già un ponte sotto osservazione. Poi abbiamo sempre in chiusura da oggi una passerella pedonale soltanto ad utilizzo pedonale nella zona, diciamo, prima di Santa Vittoria, più o meno nei pressi dell'autolavaggio, che ha bisogno di un consolidamento della pavimentazione sostanzialmente, e poi abbiamo un ultimo ponte che chiuderemo solo al traffico veicolare lasciando il percorso pedonale, che è il ponte che consente di arrivare a via Pian del Fiume sempre sul torrente Petronio. È un ponte molto antico, questo è un ponte medievale e ha bisogno di un ripristino dei mattoni che sono al di sotto dell'asfalto, diciamo, su cui si cammina.